Ti aspettavi di essere confermato magari, oppure avevi subodolato un po' il fatto che potessi tornare fuori? No, vabbè, è normale che la speranza di ogni ragazzo è quella di poter scendere sempre dal primo minuto in campo. Poi, a parte con la moto quest'anno che siamo una rosa molto ampia e competitiva, è normale che si stia in panchina, che si giochi, che si vada in tribuna, quindi quello purtroppo è il nostro mestiere. E poi è anche vero che adesso è un periodo dove perderemo, mi sa, Donati per la nazionale, Jelenic e Lazarevic, quindi quando c'è la possibilità di scendere in campo c'è sempre molto entusiasmo. Tra l'altro sono allegati e squalificato, per cui magari è saltato solo una settimana. Sì, è stato ingiustamente squalificato e quindi nulla, poi adesso in settimana il mister deciderà. Sto giro sono aspetti di giocare, cioè insomma nei limiti del possibile, non mancano lui. Sembra la soluzione più. Vabbè, se uno va a vedere le ultime partite, le scelte, sì, però ripeto, quest'anno soprattutto in difesa siamo tanti. E tra terzini, centrali, Portin è un periodo che sta molto bene, quindi ci vedrà, è logico. La speranza è quella, poi il mister decide. Quindi Senti, beh, comunque sei soddisfatto di questo tuo inizio di stagione? Cioè non sbagli un colpo, gol a parte, ma insomma, toccati pure, non ci sono. Ciao. Ciao. No, per quello sì, sono contento. Ripeto, bisogna trovare un giusto equilibrio fino all'inizio della settimana per farsi trovare pronti quando il mister ci dà la possibilità. Speriamo di continuare, l'impegno sicuramente sarà sempre al massimo, quindi nulla. Senti, tra l'altro, almeno l'impressione è la mia, però forse mi sbaglio. L'anno scorso c'era stato anche così, insomma, qualche episodio un po' negativo, tra virgolette, che ti ha riguardato in qualche occasione, anche col pubblico, eccetera. Quest'anno sembra che tu quando vai in campo sei molto più tranquillo. Quella è l'impressione. Sì, allora, Scatta qualcosa in certi momenti? no, quello Perché- sicuramente, quando... Ciao. Ciao Willy. Ciao. Ciao. Sono argomenti che spesso si affrontano tra compagni per chi gioca a calcio penso che a livello mentale avere una serenità tua è decisamente importante. L'anno scorso sì, ho avuto dei periodi direi non negativi, non positivi, e che purtroppo poi ho fatto errori, ho fatto gesti che mi sono già scusato più volte che non vanno fatti, quello sì. E nulla, poi ripeto, quando uno ha una serenità, si allena bene, sta molto bene all'interno di un gruppo e sente partecipe di un progetto, logicamente tutte le cose vengono da sole. Ripeto, bisogna essere sempre concentrati e il livello di concentrazione deve essere altissimo, perché abbiamo visto che negli anni passati un minimo errore lo paghi, soprattutto noi che facciamo un ruolo che dobbiamo difendere e non attaccare. Quindi sì, per quello bisogna avere serenità e lavorare bene.